Buona giornata a tutti voi, bentrovati, eccoci al nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sport, www.venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv che confeziona, allestisce e prepara naturalmente tutti i servizi che potrete poi trovare sul nostro canale in modalità on demand. Chi invece ama il canale 95 che riguarda Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, per quanto concerne Veneto e Friuli Venezia Giulia, potrà vedere il nostro appuntamento giornaliero dedicato al mondo dello sport ogni sera intorno alle 19:40-45 circa. La seconda parte viene messa in onda nella seconda parte di serata e poi la prima replica nella primissima parte della mattinata. Andiamo a vedere le principali notizie anche per oggi. Per motivi di sicurezza, attenzione, sono state annullate le due partite di Coppa del Mondo di rugby in programma sabato a Toyota City e a Yokohama. Le squadre riceveranno 2 punti. Gli azzurri, che avrebbero dovuto giocare contro gli All Blacks, chiudono quindi al terzo posto e un po' sui social arrivano gli sfottò o le dichiarazioni. Insomma, abbiamo concluso questo mondiale facendo un pareggio 0-0 contro gli All Blacks, ma attenzione perché il pareggio è solo a tavolino, ci mancherebbe. Per quanto riguarda il tifone invece Agibis, eccolo qui, potrebbe anche andare a rovinare la gara di Formula 1 del Gran Premio del Giappone, 17ª gara iridata, con le Ferrari che vorrebbero rovinare la festa alla Mercedes e soprattutto ad Hamilton. Attenzione però, dicevo, al tifone Agibis che potrebbe interessare la gara, si parla infatti di effettuare le prove domenica mattina. Coppa del Mondo di volley maschile invece in Giappone, l'Italia contro l'Egitto ha vinto senza problemi ieri e questa mattina ha affrontato l'Australia vincendo per 3-0. Basket maschile impegnato in Coppa in queste serate con Virtus Bologna e Trento che hanno collezionato vittorie pesanti, mentre l'Umana Reyer Venezia perde ancora una volta dopo aver perso con Partizan, perde anche a Kuban in Russia per 77-77 a 63-63. Basket femminile, si è giocata la seconda giornata di campionato per lasciare posto adesso alla Supercoppa. Per quanto riguarda il campionato, allora la seconda giornata ha visto il Venezia vincere a Palermo per 79-60. Lo Schio, campione in carica, passa a Torino per 76-42. Il San Martino di Lupari in casa batte Costas Masnaga per 82-51. Adesso vi dicevo Supercoppa, si giocherà nel weekend 12 e 13 ottobre a Schio con Schio, Ragusa, Venezia e Geas Milano. Nazionale di calcio pronta per affrontare sabato la Grecia e vedete questa maglia che fa discutere, insomma, per la seconda volta nella storia della nazionale italiana la nazionale azzurra, in questo caso verde, scenderà in campo con questa maglia e anche in questo caso sui social si sprecano le critiche e le problematiche relative a questa maglia che tra l'altro pare non piaccia nemmeno a Mancini. Questa è la nazionale maggiore, questa sera comunque alle 21 va in campo anche l'Under 21 affidata al tecnico Nicolato, gioca contro l'Irlanda attualmente in testa nel nostro girone a punteggio pieno 9 punti. Passiamo alla Serie A perché ci sono state delle panchine che sono saltate, lo sapete, quella del Milan appunto con l'arrivo di Pioli e l'addio di Giampaolo. Ci sono oltre a queste anche la Samp che sta aspettando di definire, si vorrebbe Gianni De Biasi sulla panchina della Samp, cancellato pare l'arrivo di Gattuso. Per quanto riguarda la Serie A ci si ferma perché c'è la nazionale che gioca. Vi ricordo che in Serie A è tornata in testa la Juventus con 19 punti, insegue l'Inter a 18 e l'Atalanta con 16. In Serie B anche in questo caso una panchina è saltata, quella della Cremonese che dopo aver perso contro il Cittadella a Cremona per 2-0 ha esonerato Rastelli e ha fatto arrivare in panca Baroni che ha firmato fino al prossimo giugno.
La Serie D adesso, perché ci avviciniamo ai campionati che più da vicino ci interessano, una Serie D che vede nel girone dove gioca anche il Montebelluna e le altre venete, vede in testa il Cartigliano con 16 punti, inseguito dalla Luparense a un punto di distacco. Il Montebelluna purtroppo è terzultimo, Montebelluna che l'altro giorno ha ufficializzato l'esonero del direttore sportivo Toniutto. Al suo posto è arrivato dopo un anno, aveva lasciato e poi adesso è ritornato Marco Conte, ex allenatore tra l'altro di molte squadre in eccellenza in promozione, tra l'una delle ultime quella dell'Eclisse Careni Pievigina. Per lui, per Marco Conte, un ritorno. Ma andiamo a Mestre, dove si è acuita la crisi del Montebelluna, e sentiamo proprio a fine partita il tecnico Loris Bodo. E niente, siamo qui a commentare la terza sconfitta. È proprio questo saliscendi che non fa bene sicuramente al morale poi. Quello sì, sicuramente. La vittoria e il pareggio magari che abbiamo fatto domenica e mercoledì è un dato morale. E non siamo riusciti a portarlo anche oggi, dispiace, però bisogna andare avanti. Sono squadre queste che rodano più avanti e quindi è lo scotto che si deve pagare un po'. Rodano sì, però penso che ho buoni riscontri dal campo, sicuramente si può migliorare, si deve migliorare, però speriamo che arrivi presto questo rodaggio il più presto possibile. Buon lavoro mister. Grazie. Mi dispiace il risultato molto, questi infortuni sopra a Spagnolo che la settimana scorsa ha avuto un trauma anche lui che è ingessato, insomma abbiamo subito dei infortuni non muscolari ma proprio da trauma ci imbocchiamo le maniche e passiamo, domani facciamo il computo, la conta degli infortunati di quelli che potrebbero essere recuperati e poi ci prepariamo la partita. Questo Loris Bodo, vi ricordo che le immagini ci erano state fornite dalla società Mestre Calcio. Per il Trofeo Veneto ieri sera ci sono state ben 16 squadre che sono andate in campo per quanto riguarda appunto il Trofeo Veneto. In virtù di questo, in eccellenza, l'Eclisse Careni Pievigina, che giocherà in Coppa invece mercoledì prossimo, match clou contro il Porto Mansuè, ha deciso di anticipare a sabato la gara di campionato contro il Sandona di Piave. Sabato pomeriggio al D'Agostin di Pieve di Soligo l'appuntamento è fissato per le 15:30. In promozione, prima di andare con i risultati di alcune squadre per il Trofeo Veneto, in promozione come saprete è saltata la panchina di Checco Feltrin dal Treviso. Il presidente Sandri ha deciso di andare su una cosa sicura, certa, come quella dell'esperienza di Gianfranco Bellotto, che ritorna a guidare il Treviso dopo averlo fatto nei momenti più importanti della società. Bellotto manca dai campi di calcio dal 2013. Coppa, vi dicevo, in campo per gli ottavi di finale Conegliano o Pitergina, e c'è stata la vittoria al Narciso Soldan di Conegliano, vittoria ai rigori proprio dei gialloblu del Conegliano che passano il turno. Il Vazzola invece ha ospitato lo Scardovari che ha vinto per 2-1, quindi Vazzola, dopo aver eliminato il Treviso, lascia mestamente il Trofeo Veneto ed esce appunto dal torneo. Lasciamo il calcio, passiamo alla parentesi dedicata alla basket, ricordandovi che la TVB De Longhi, dopo aver vinto contro Cremona la sua prima partita in Serie A della nuova stagione, andrà a Bologna adesso per giocare contro la Fortitudo Bologna, una Fortitudo arrabbiata per la sconfitta subita a Varese domenica scorsa. In Serie A2 femminile invece il Ponzano ritorna al Palacicogna dove troverà il Castelnuovo. Sarà un Castelnuovo che è reduce da una vittoria contro i Giants di Marghera. Andiamo in Serie B maschile, la Ruker Sanve sarà ancora in terra straniera, diciamo così, in trasferta a Piadena in provincia di Cremona contro una squadra che è reduce dalla sconfitta subita a Vigevano.
Il campionato di A1 femminile di volley è l'ora giusta per tornare in campo, per vedere nuovamente il sestetto meraviglia dell'Imoco Volley Conegliano guidato da Daniele Santarelli, con una Egonu in pieno spolvero, con una Silla lanciatissima, insomma con una squadra che potrebbe regalare grandi gioie quest'anno ai tifosi. Il miglior tifo della penisola, insomma è tutto in regola per avere e per lottare, pensate, su 5 fronti, perché campionato, Coppa, Supercoppa, Champions e poi il campionato del mondo in Cina, insomma c'è tutto questo. Prima partita, esordio al Palaverde, sabato, per esigenze televisive si gioca sabato 12 alle ore 20:30 contro il Saugella Monza di Danesi, che ha dichiarato: appena vedrò il dirigente dell'Imoco con i fiori in mano mi commuoverò e piangerò senza dubbio, però dovrò cancellare in fretta le lacrime perché naturalmente vorrei vincere al Palaverde contro le mie ex compagne. Intanto al Palaverde, sempre in questa serata, verrà alzato il labaro riferentesi alla vittoria dello scudetto che farà bella mostra poi sulle pareti appunto del Palaverde. Per quanto concerne il rugby invece si parla di Pro 14, anche in questo caso pronti a risalire in aereo quelli del Benetton Rugby, che sabato giocheranno contro gli Ospreys e sarà un'altra trasferta importante. È stata una settimana dura, è stata una settimana abbastanza dolorosa dopo la sconfitta di Connacht per 41-5 e si è lavorato soprattutto a livello mentale, come ci diceva ieri Fabio Ongaro, allenatore di Avanti e Mischia, che abbiamo ascoltato. È iniziato anche il campionato di A femminile con l'arredissima Villorba, che qui vedete nella presentazione dell'altro giorno delle nuove maglie. Vedete la capitana Sara Barattin che posa con la nuova maglia, con un grande cuore, arredissima Villorba. La prima gara di campionato l'ha vinta 81-7 a Ferrara, mentre le Red Panthers hanno perso piuttosto nettamente 91-0, travolte dalle Valsugana di Padova. Rimaniamo sempre nell'universo Red Panthers perché abbiamo un'intervista con Giacomo Isetta, che con il gruppo Under 14 ed Under 16 sarà ad Ancona in questo fine settimana per un torneo nazionale. Sentiamolo. È un campionato che state per iniziare, che inizierete, intanto sabato e domenica sarete ad Ancona, un bel torneo. Sì, un bel torneo a livello anche nazionale, quindi ci scontreremo con squadre da tutta Italia, e un bel evento e la possibilità di crescita delle ragazze. Hai detto tu, è una possibilità di crescita di queste ragazze, che gruppo hai? Beh, è un gruppo giovane che ha voglia di impegnarsi e ogni giorno, ogni allenamento si impegna sempre di più, questo mi fa molto piacere. È uno sport che è in espansione perché si avvicinano molto le ragazze. Assolutamente, infatti anche l'anno scorso che abbiamo avuto la possibilità di arrivare in finale ho visto veramente delle ottime squadre e un gran numero di ragazze. Per te è il primo anno con questo gruppo oppure hai sempre lavorato? Ho iniziato l'anno scorso a gennaio, che mi hanno chiesto, e anch'io come Filippo ho accettato, anche per sfida personale, per vedere un po' come funzionava, e sono rimasto molto soddisfatto di questa esperienza. È un'esperienza che con le donne in questo sport sicuramente ti formerà e ti darà una visione globale, penso, del rugby. No? No, assolutamente, infatti alle volte è un po' difficile, però io mi diverto molto e sono veramente molto contento di aver accettato questo impegno. Sì. E allora, buon torneo, perché ad Ancona andrete per far bella figura, immagino. Assolutamente, grazie mille. Questo era Giacomo Isetta, allenatore Under 14 ed Under 16 delle Red Panthers, rugby femminile. In bocca al lupo a loro. Ne parleremo nelle prossime settimane e avremo delle interviste costanti. Bene, ci fermiamo qui, noi ci risentiamo domani, sarà l'ultimo giorno della settimana e concluderemo presentandovi il weekend. A tutti voi, buona giornata.